Rapallo e Santa Margherita Ligure, private dei loro porti, si interrogano sulla possibilità di evacuare le attività del lungomare in caso di allerta significativa. Domani primo tavolo tecnico a Rapallo. La Virtus Entella chiederà i danni alla FIGC per l'esclusione dalla Serie B. Confermato il campionato di Lega Pro, la squadra già in campo questa sera per la prima delle 8 gare di recupero. Piccoli artisti all'opera in un dialogo tra città e storia è il progetto A scuola con il museo vinto dalla società economica. I bimbi delle primarie chiavaresi imparano ad osservare e disegnare il paesaggio. Campi in Colmata Franco Celeri, l'impianto chiavarese intitolato allo storico presidente dell'Entella.Ora si progetta il restauro del palazzetto e della piscina del Lido. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. Rapallo e Santa Margherita Ligure, private del loro porto dopo la mareggiata, si interrogano sulla possibilità di evacuare le attività del lungomare in caso di una nuova ondata di maltempo. In entrambi i comuni sono previsti in queste ore tavoli tecnici per affrontare la questione. Ma facciamo il punto nel primo servizio. In assenza del porto sventrato dalla mareggiata, cosa si può fare per difendere il litorale e le attività presenti? È la domanda che si pongono le amministrazioni di Rapallo e Santa Margherita Ligure, le cui difese a mare sono venute meno dopo i danni della scorsa settimana. Soprattutto in caso di allerta per maltempo o per nuove mareggiate, il pericolo è serio per chi vive o lavora a ridosso del lungomare. A Rapallo domani a mezzogiorno è prevista una prima riunione tecnica per studiare un eventuale piano di evacuazione dei locali più esposti. A riunirsi un gruppo di lavoro creato apposta per redigere un piano di emergenza. Se ne sta parlando anche a Santa Margherita Ligure. Il sindaco ha spiegato che tra oggi pomeriggio e domani ci sarà un tavolo per affrontare la questione. Il provvedimento potrebbe riguardare soprattutto Ghiaia, dove si trovano una decina di ristoranti e altre attività. Cambiando fronte, la Capitaneria di Porto è al lavoro per aiutare gli abitanti di Portofino che hanno lasciato il borgo dopo la distruzione della provinciale 227. Oggi un traghetto proveniente da Genova è arrivato a Portofino. Qui dapprima ha scaricato le bombole di gas necessarie per sostituire quelle esaurite, dopodiché ha imbarcato le prime 40 auto di residenti rimaste nel paese. I proprietari sono stati trasferiti via mare con traghetto o motovedetta a Santa Margherita Ligure. Da qui, con un pullman, sono stati accompagnati in porto a Genova, dove hanno potuto recuperare il proprio veicolo. Intanto domenica a Portofino si festeggia il titolare della chiesa parrocchiale, San Martino. Alle 11 Don Alessandro Giosso celebrerà la messa. Sabato e domenica si potrà raggiungere il borgo con i battelli in partenza da Santa Margherita Ligure alle 9:30, 11:30, 14 e 16. Il rientro sarà alle 10, alle 12, alle 14:30 e alle 16:30. Il comandante della Capitaneria di Porto, Antonello Piras, assicura i trasferimenti anche in caso di maltempo. La pioggia infatti tiene calmo il mare, spiega, i problemi nascono piuttosto con l'insorgere del vento. Si calcola che al porto Carlo Riva di Rapallo siano state danneggiate oltre 200 imbarcazioni, un numero che si riverbera almeno su altrettanti membri degli equipaggi, al momento rimasti senza lavoro. Molti di coloro, deputati alla custodia delle barche, hanno trascorso la notte della mareggiata a bordo delle imbarcazioni tentando di salvaguardarle. Abbiamo raccolto una testimonianza, sentiamo. Siete riusciti a mettervi in salvo da solo o c'è stato qualcuno che vi ha aiutato anche? Ci siamo aiutati uno con l'altro fra di noi, eravamo una ventina, 21 persone. Io personalmente ho trovato una grossa drizza, una grossa cima lunga e l'ho legata a questi pilastri della luce che ci sono, no? Lì diciamo sul porto ci sono i parcheggi delle auto e da lì a gruppi di 3 o 4 stavamo tutti attaccati a questa cima qua per resistere alle onde. Stavamo anche attenti a non farci venire addosso delle barche perché comunque l'alta marea era tanta e le barche passavano attraverso il molo, c'erano delle auto, un parcheggio che andavano avanti e indietro e barchette, pezzi di legno, rottami, comunque c'era di tutto il mare ed era abbastanza pericoloso. Per quanto tempo siete stati in questa situazione? Guardi, in banchina sugli scogli praticamente dalle 9:15 fino alle 2 passate che sono arrivati i vigili del fuoco con un gommone di fortuna e 2 o 3 alla volta ci hanno portato avanti e indietro con molte difficoltà perché detta così sembra facile ma è stato molto difficile anche l'evacuazione. Ora l'imbarcazione Chocolate in che stato si trova? È arenata sugli scogli, anzi proprio sul moletto, proprio dove c'è il castello di Rapallo, metà sul secco, metà sul bagnasciuga,
in condizioni disastrate, penso che sia irrecuperabile. Lei si figuri che sono 300 passabarche, la metà hanno un equipaggio minimo di una persona minimo, e quindi può ben capire che è proprio un disastro totale. Con che nota di speranza ci lasciamo? Da questa disavventura ne dobbiamo trarre, far tesoro e capire come poter costruire in modo più adeguato e costruire diversamente, perché il clima è cambiato, le strutture vanno adeguate in base a questi eventi straordinari. E l'importante, ripeto, che non si è fatto male nessuno. C'è una novità intanto sul fronte meteo. Per tutti i bacini della Liguria l'allerta gialla è stata prorogata sino alle 18 di domani, venerdì 9 novembre. Dunque non terminerà alle 17 di oggi come previsto in un primo momento. A causa del perdurare del maltempo, infatti, con piogge forti, il livello di attenzione è stato innalzato per tutta la giornata di oggi, la notte e appunto sino alle 18 di domani. Cambiamo tema, parliamo della sentenza Entella, un'ingiustizia consumata in 2 mesi e a cui proprio a causa del troppo tempo passato non può esservi posto rimedio. E lo stesso TAR del Lazio nella sentenza di ieri ad aver dato ragione alla Virtus Entella, che chiedeva di essere riammessa alla Serie B, come confermava la sentenza del collegio di garanzia del CONI. Ma proprio perché i campionati sono già in fase avanzata, il Tribunale stesso ha stabilito che questo non è più possibile. Un epilogo che lascia l'amaro in bocca, quello arrivato ieri per i biancocelesti, che così continueranno questa stagione in Lega Pro, andando avanti però con la richiesta dei danni provocati da questa situazione, una richiesta appunto alla FIGC. I ragazzi di mister Boscaglia intanto saranno già in campo questa sera per la prima delle 8 gare di recupero, il fischio d'inizio alle 20:30 al Comunale contro l'Arzachena. Ma sentiamo l'intervista. Abbiamo avuto la conferma che la sentenza del collegio di garanzia rimane intonsa e solamente non applicata. Il problema è che arrivati a novembre il giudice del TAR ha decretato che è troppo tardi per togliere la stabilità al campionato di Serie B che è già iniziato e riammetterci in quel campionato. C'era stata una sentenza del Consiglio di Stato di 2 settimane fa che si era già espresso in quella direzione e anche il giudice del TAR non se l'è sentita di andare, di esprimere un'opinione diversa da quella del Consiglio di Stato. L'Entella andrà ancora avanti nella querela giudiziaria o inizia oggi il campionato di Serie C per questa stagione? Dal punto di vista della categoria è una storia chiusa. Per quanto riguarda invece il capitolo risarcitorio, ovviamente andremo avanti fino alla fine perché abbiamo una sentenza del collegio di garanzia inapplicata e il fatto che non siamo stati riammessi in Serie B è dovuto al fatto che la FIGC si è rifiutata di ottemperare nei tempi, nei modi giusti a quella sentenza. Cosa cambia per l'Entella adesso giocare nella Lega Pro? Noi eravamo mentalizzati 2 mesi fa ad affrontare questa categoria e ci eravamo fatti una ragione del fatto che al primo e secondo grado ci era stato dato torto sulla querela cesena. Poi è arrivata quella sentenza a settembre che ha riaperto i giochi, ha sospeso il campionato e quindi ora dobbiamo solamente rimettere la testa su una situazione a cui eravamo già preparati, che avevamo già affrontato e la squadra ha dimostrato anche nelle 2 gare che ha giocato fino adesso di essere pronta ad affrontare le difficoltà del campionato di Serie C. Si comincia a scalare la classifica questa sera con il primo dei tanti recuperi che aspettano adesso il campionato. Sì, i recuperi sono fondamentali sotto il profilo psicologico perché le altre non giocano, quindi se tu fai il risultato incominci a scalare la classifica. Sarà un percorso lungo che si completerà solo a aprile. Necessario adesso che anche il pubblico sostenga la squadra. Sì, devo dire la verità che ci aspettiamo un grande sostegno, deve essere una rivalsa per i giocatori, per la società, ma anche per Chiavari, per come siamo stati trattati quest'estate dalle istituzioni e credo che la vittoria più bella sarebbe rientrare in Serie B già da questa stagione con una vittoria del campionato. Ora spazio all'economia. Parliamo delle donazioni di denaro che ciascuno liberamente può fare per il mondo della cultura e dello spettacolo. È il cosiddetto Art Bonus, un aiuto del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Vediamo la scheda della settimana.
Le erogazioni in denaro sono detraibili. Quelle che danno diritto al credito d'imposta devono essere riferite ai seguenti interventi: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, e quindi musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, i complessi monumentali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri nazionali o di rilevante interesse culturale, e poi ancora i festival, le imprese e i centri di produzione teatrale di danza, nonché i circuiti di distribuzione. Sono comprese anche la realizzazione di nuove strutture, il restauro o il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 65% dell'importo donato e sarà ripartito in 3 quote annuali di pari cifra. È riconosciuto a tutti coloro che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo. Possono beneficiarne i privati cittadini, gli enti non commerciali e le società semplici e gli enti no profit. Le donazioni liberali devono essere tracciabili, dunque effettuate con bonifico, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari. Sul sito artbonus.gov.it è consultabile la lista delle iniziative che possono beneficiare dell'Art Bonus. Sono anche disponibili le istruzioni dettagliate sia per usufruire della detrazione sia per visionare le schede dei singoli interventi. Rimaniamo in ambito culturale, prosegue il progetto A Scuola col Museo, ideato dalla società economica e sostenuto dalla Fondazione Carige. Ogni settimana le classi delle scuole primarie di Chiavari partecipano ad un ciclo di laboratori artistici condotti da Maria Rocca. Per capirne di più siamo andati a vedere. Piccoli artisti all'opera in un dialogo tra città e storia è il progetto A Scuola con il Museo, un bando della Compagnia San Paolo vinto dalla società economica e attuato in questi giorni a Chiavari in collaborazione con la Fondazione Carige. Non deve stupire dunque l'invasione pacifica in centro città di tanti bambini armati di matite, fogli e pastelli. L'idea è di avvicinare i giovani soprattutto al paesaggio. Osserviamo la città, il paesaggio, proviamo a disegnarlo, quindi a interpretarlo e poi lo confrontiamo con gli artisti del Novecento esposti in quadreria della società economica per capire appunto com'era allora il paesaggio e come l'abbiamo interpretato noi all'esterno. Abbiamo dovuto fare una scelta perché Chiavari ha un patrimonio anche scolastico molto vasto, come sappiamo, e dunque per questa prima fase, insieme a Maria Rocca che ha ideato il progetto didattico, abbiamo deciso di concentrarci sulle scuole elementari, le primarie. Con loro lavoriamo, sono più di 600 bambini in questo primo ciclo e speriamo di proseguirlo nel futuro. Al termine del progetto, che proseguirà sino a fine anno, sarà realizzata una mostra con i taccuini d'artista realizzati dai bambini, una sorta di quaderno pittorico dove vengono inseriti gli elaborati di ogni giornata. Si contrappone in maniera molto chiara anche a questa tecnica che oggi c'è del rappresentare attraverso anche le foto dei computer, no? E invece qui veramente c'è questa attenzione che viene in qualche modo anche insegnata da questi docenti, attraverso la quale i bambini imparano a capire con gli occhi dell'artista anche come si approccia un quadro. Una targa a ricordo di Edoardo Bo è stata scoperta nei giorni scorsi nella sede della Croce Rossa di Riva Trigoso. Il direttivo ha voluto così ricordare un volontario storico del sodalizio rivano, prima come milite e autista, poi presidente per 40 anni. La lapide, benedetta da Don Mauro Sapia, ricorda il principale obiettivo di Edoardo Bo: educare i giovani ad aiutare gli altri nel bisogno. Targa che è stata scoperta dal pronipote Edoardo Ferroggiaro. Tra gli altri erano presenti anche molti militi volontari, di cui alcuni che avevano prestato servizio durante l'operato di Bo, la sua famiglia e l'assessore comunale Lucia Pinasco. Avete visto le immagini. Cambiamo tema. Con una partita amichevole finita 2-2 sono stati inaugurati ufficialmente i campi in colmata a mare di Chiavari. L'impianto sarà completato nelle prossime settimane con luci a LED e la donazione di un trattorino per il manto sintetico. Intanto l'amministrazione progetta per il 2019 interventi al Palazzetto dello Sport di San Pierdicanne e alla piscina del Lido. La cerimonia di inaugurazione in colmata è coincisa con l'intitolazione alla memoria di Franco Celeri. Vediamo. A capire, ad apprezzare quanto è bello il gioco, il condividere le cose più autentiche e vere.
Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Franco Celeri è stato un papà, un nonno, un imprenditore appassionato di calcio, ma soprattutto attento alle esigenze dei giovani. Lo storico presidente dell'Entella tra il 1977 e il 1979 aveva intuito per primo l'esigenza di spazi in cui i ragazzi potessero giocare, realizzando i campi in colmata e donandoli al comune, quei campi che oggi portano il suo nome. Sono molto contento di questa serata, ringrazio il sindaco di Capo e tutti i suoi collaboratori che hanno permesso di dedicare il campo sportivo intitolato al nome di mio papà, di nostro papà. È un'emozione enorme che non finirò mai di ringraziarlo. Era amante del gioco, del calcio, e oltretutto lui aveva anche questo signore qua che giocava molto bene a calcio e ce l'ha fissata tutti quanti in famiglia. L'impianto è stato inaugurato ufficialmente ospitando una sfida tra una rappresentativa di amministratori comunali e la squadra femminile dell'associazione Rupinaro Sport, accompagnati in campo dai bambini del settore giovanile dell'Entella Academy e del Rupinaro Sport. La struttura è stata sottoposta ad un restyling complessivo che verrà completato nelle prossime settimane. Con i ribassi d'asta dovranno essere ancora effettuati alcuni lavori, ad esempio le luci a LED verranno rifatte completamente, che consentiranno un risparmio di corrente di circa il 70%, e inoltre con il ribasso e le sanzioni applicate alla ditta che ha fatto i lavori, che ha avuto un certo ritardo, avremo incomodato al gestore un trattore che serve per pettinare il manto erboso in erba sintetica. L'opera si colloca in un piano complessivo di recupero delle strutture sportive della città, che comprende anche le palestrine di Via Gastaldi, il palazzetto dello sport di San Pier di Canne e la piscina del Lido. Finanzieremo anche nel 2019 il palazzetto dello sport di San Pier di Canne. Il primo lotto prevede 570.000 euro, verrà emesso un impianto fotovoltaico e verrà tolto tutto il tetto in Eternit. Partirà la gara pubblica per riqualificare definitivamente la piscina storica del Lido, piscina olimpionica. Ancora pochi giorni per visitare la mostra fotografica naturalistica organizzata dalla LIPU del Tigullio nei locali della Torre Civica in via della Cittadella a Chiavari. In esposizione le più belle immagini dell'avifauna selvatica che è presente nell'oasi del fiume Entella. È possibile ammirare 36 scatti di passeriformi, rapaci, aironi e limicoli, alcuni davvero molto particolari, vedete intanto le foto. Importanti anche le didascalie che raccontano caratteristiche morfologiche o di comportamento della specie raffigurata. Grande successo in questi giorni ha avuto anche il QR Code, il codice a barre che permette di ascoltarne il verso con il proprio smartphone. La mostra si potrà visitare sino a domenica con questi orari, nei giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 19. Ora la rassegna stampa, vediamo i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con le ultime notizie. Avvenire titola asta beni confiscati, rischio cosa privata. È una delle norme previste dal decreto sicurezza approvato al Senato con il voto di fiducia, stretta sull'accoglienza e la cittadinanza, le critiche da parte delle associazioni. E andiamo alla prescrizione. Vertice Movimento 5 Stelle Lega per la tregua. Intanto si dimette l'amministratore delegato di ANAS, Armani. Siamo in America con le elezioni di mid-term. Trump pareggia, resta in sella, i democratici conquistano la Camera e il Senato rimane ai repubblicani. L'onda rosa, mai così tante donne alla Camera, il presidente azzoppato dovrà mediare. Rapporto sulla scuola della Fondazione Agnelli, paritarie di periferia, i licei migliori. Ma andiamo sul secolo XIX che titola le nuove sfide di Trump, e poi maltempo alla Liguria soltanto 7 milioni, la richiesta della regione per le prime emergenze era 3 volte superiore, e per il ponte dei Morandi il conto delle imprese danni per 422 milioni di euro, in Senato 400 emendamenti al decreto. E poi ragazzi e insidie e social, l'ASL 3 genovese avvia un corso per i genitori. Scuola nella classifica che abbiamo visto prima su Avvenire, Eudoscopio, Fondazione Agnelli, brilla anche l'Istituto Licetti di Rapallo, bene anche per Davigo e Nicoloso. I commercianti, via Veneto aperta al traffico, è un vero shock, il provvedimento preso dal Comune di Chiavari per i lavori
in via Entella. E poi siamo nel Levante, cemento e acciaio per proteggere il porto Carlo Riva, pronti a ripartire la direttrice Scarpino, uragano e mareggiata mai visti. Il muro Paraspruzzi verrà sostituito da un'altra struttura. Già dalla prossima settimana arriveranno i pontoni per la ricarica della mantellata. E intanto il fatto dell'IMU che può essere trattenuta dai comuni che hanno subito danni, c'è il sì della regione, voto unanime in Consiglio regionale. Veniamo invece a Chiavari. PUC, scadono le norme di salvaguardia, rischio cemento anche in aree di pregio. Le ultime modifiche introdotte al piano urbanistico comunale allungano i tempi di approvazione in regione. Nel 2019 tornerà in vigore il vecchio PRG dell'amministrazione Agostino con possibilità di nuove edificazioni. E adesso passiamo alla linea a Genova per vedere quali sono gli argomenti questa settimana de Il Cittadino. Il Cittadino numero 40 di domenica 11 novembre. In apertura questa settimana, 2 novembre, la preghiera per tutti i defunti e in particolare per le vittime del Morandi. Celebrata dall'Arcivescovo la Santa Messa a Certosa nella zona del crollo del viadotto Morandi, alla presenza di molte autorità locali e dei familiari delle vittime. A Staglieno invece la tradizionale celebrazione presieduta dal Vicario Generale. In taglio centrale l'attenzione alla seconda giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco per la prossima domenica 18 novembre. E ancora, domenica 11 è invece in programma la giornata diocesana della Casa del Clero a Genova. In ogni parrocchia la raccolta sarà devoluta alla struttura di accoglienza dei sacerdoti. E in taglio basso la campagna abbonamenti al cittadino, che inizia quest'anno lunedì 12 novembre. A chi rinnoverà l'abbonamento al settimanale diocesano e a tutti i nuovi abbonati saranno offerti in dono il libro La cattedrale di San Lorenzo, 900 anni dalla consacrazione, e la tradizionale agenda per l'anno 2019. Vediamo la cronaca. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato 2 stranieri di 29 e 24 anni, entrambi nulla affacenti, e attraverso il sistema di videosorveglianza comunale sono stati identificati come gli autori del furto perpetrato a danno di un 75enne di Sestri Levante, titolare di una ditta di distribuzione bevande. Il fatto risale allo scorso 20 di luglio. I 2 stranieri hanno asportato 150 euro dall'abitacolo del furgone lasciato incustodito dal 75enne che era impegnato nella consegna. E poi i finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno denunciato a piede libero 2 piccoli imprenditori genovesi di 57 e 26 anni e uno straniero di 38 anni per aver rispettivamente ceduto e utilizzato dal 2015 documenti falsi che comprovavano un inesistente rapporto di lavoro subordinato. Lo straniero, già pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, ha utilizzato le buste paga e le false lettere di assunzione per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. I 2 imprenditori sono stati dunque denunciati anche per aver favorito la permanenza irregolare di uno straniero sul territorio nazionale. Le verifiche sono scattate lo scorso ottobre, quando lo straniero è stato arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga per il traffico internazionale di 77 kg di cocaina spediti dal Sud America al porto di Genova attraverso un container. Ora andiamo in redazione per gli altri aggiornamenti. È pronto Andrea Capitani. A te Andrea. Sì, Maurizio, buongiorno a tutti. Proprio in merito a quest'ultima notizia abbiamo degli aggiornamenti. C'è stata una conferenza stampa questa mattina a Genova che ha illustrato i meccanismi di questa indagine. Intanto lo ricordavi anche tu, 270 sono stati i chilogrammi di eroina trovati all'interno di 3 container che erano ormeggiati all'interno di un portacontainer al porto di Genova. Un'indagine portata avanti dall'Agenzia delle Dogane insieme alla Polizia. L'indagine è stata coordinata anche dalla direzione antimafia, è scaturita da uno scambio di informazioni tra la direzione centrale per i servizi antidroga e il servizio centrale operativo. La porta container era partita dal porto iraniano di Bandar Abbas alla volta della Turchia e dell'Europa, toccando i porti di Amburgo, Valencia e Genova. Qui a Genova sono stati sbarcati 31 container, 3 di questi contenevano bentonite, ovvero un minerale argilloso in polvere. Stiamo vedendo proprio le immagini. All'interno di questi, nel corso della perquisizione, si è visto come i sacchi in realtà ne contenevano altri al loro interno con il materiale stupefacente, 270 quelli totali che sono stati rintracciati. L'operazione però non è finita qui. Una volta sequestrata la droga, la polizia ha organizzato ed eseguito la prima consegna controllata dell'eroina fuori dall'Italia. Sotto il coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia ed Eurojust sono state coinvolte le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di Svizzera, Francia, Belgio
e Olanda, dove l'operazione si è conclusa. Qui infatti era destinato il mezzo con il portacontainer, si è conclusa con l'ingresso in un magazzino apparentemente abbandonato, e qui sono state arrestate 2 persone di nazionalità turca che stavano per ricevere il grosso quantitativo di stupefacenti. E dalla redazione è tutto, a te la linea. Grazie Andrea, siamo giunti alla conclusione del telegiornale, noi ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.